Buonasera da Piancastagnaio. Allora, oggi è il 25 di luglio, sono circa le 18:45, siamo nuovamente nello stadio comunale, sulla pista dello stadio comunale dove si correrà il palio di Piancastagnaio il prossimo 18 agosto, il palio cosiddetto del quarantennale, in quanto nel 1979 la manifestazione, dopo alcuni anni di interruzione dai primi anni 60, è stata ripresa per merito di un gruppo di volontari e del responsabili del santuario della Madonna di San Pietro, i frati carmelitani. Allora, già sono state effettuate due prove 3 giorni fa, la contrada del Colle e la contrada del Borgo, che oggi è nuovamente qui questa volta con Walter Pusceddo, la volta passata era con Trecciolino, quindi Luigi Bruschelli, scusate, e oggi è qui con Walter Pusceddo e il cavallo, ultimo paio, almeno questo è quello che ci è sembrato di vedere e di riconoscere. Quindi adesso Walter Pusceddo, detto Bichino, sta passando davanti a noi proprio in questo momento con il suo soggetto. Ricordiamo Walter Pusceddo, un decano, possiamo dire, del palio di Piancastagnaio, ha corso per la contrada di Borgo, tra l'altro è l'ultimo vincitore del palio della contrada della Pinitina, quando vinse nel 2015. Poi Pusceddo ha corso anche per la contrada di Castello, ha corso per la contrada di Voltaia, da giovanissimo, appena maggiorenne, appena giunto nella provincia senese, proprio venne a Piancastagnaio a correre per la contrada di Voltaia, un palio difficile per lui, un cavallo piuttosto importante, per un ragazzo giovanissimo era lui, ma subito si fece notare comunque sia per le sue qualità, una grande scuola iniziale con Silvano Vigni e poi tutto il percorso di Walter Pusceddo, che ha vinto veramente molte corse e molti pali a livello nazionale. Bene, ovviamente neanche a dirlo, le sue tantissime presenze al palio di Siena. Allora, ultimo paio, una pista che si è presentata abbastanza bene, c'è stata una buona impressione da parte dei capitani e degli stessi fantini. 2 giorni fa, quando sia la contrada del Colle che la contrada del Borgo hanno fatto le prime prove. Sono le prime prove importanti perché danno delle indicazioni anche sul fondo di una pista che sembrerebbe essere, lo ripeto altre volte, questa dovrebbe essere veramente una ripresa, dire storica ovviamente esagerato, però una ripresa importante, perché saranno probabilmente le ultime volte che si vedranno correre i cavalli all'interno della pista ricavata nel campo sportivo di Piancastagnaio, sempre più dedicato alle attività calcistiche, oltremodo con la promozione in Lega Pro della Pianese. Quindi il comune quest'anno, dopo molti anni di proposte e anche di dibattito, l'amministrazione Vagaggini ha preso in mano un po' la situazione e che hanno proposto la pista proprio all'interno dell'area della Madonna di San Pietro, non distante da qui, dove a cui è dedicato il palio del 18 di agosto. Bene, allora inizia a muovere Walter Pusceddo, aspettiamo un attimo che prende a iniziare il suo galoppo. Allora, precedentemente si era presentato sempre per la stessa contrada di Borgo Luigi Bruschelli, chiamato a Siena Trecciolino, e aveva destato un po' di sorpresa la sua presenza a Piancastagnaio. Ha fatto una prova che abbiamo già documentato, per ritrovare sul nostro canale YouTube Amiata News.
Ecco, riprendiamo. Proprio in questo momento Walter Pusced inizia a muovere leggero galoppo, ultimo paio, in pista come da previsto dal regolamento. Ci sono capitano e altri dirigenti della contrada del borgo. Vediamo anche il Pusced pian pianino inizia a distendere in maniera sempre molto leggera l'ultimo paio. Chiaramente sono prove, tra l'altro le prime prove, quindi c'è da riprendere confidenza su una pista che, pur avendo dei dettami molto chiari, rimane una pista abbastanza pesante, in sabbia, e quindi non sempre si presenta al solito modo. Ecco, sempre questo, magari un po' più di attenzione durante le prove anche al discorso dei rumori come quello di moto e così via. Sapete come i cavalli siano sensibili a qualunque situazione. Bene, vediamo Walter Pusced che sta allungando. Ecco, in questo momento sta lanciando leggermente, sempre in maniera molto attenta. Ultimo paio. Sulla direttura, ricordiamo, sono 4 giri più il tratto da la mossa fino alla tribuna centrale, diciamo la parte nuova delle tribune. Da questo momento, ecco, fino ecco dove si trova in questo momento, totale di una media di circa più o meno 1400 metri il percorso. Ecco, vediamo Walter ancora più deciso nella sua andatura. In questo momento sta ha già richiamato Walter Pusced, ha già richiamato più o meno dopo il percorso la lunghezza del palio che si terrà, ricordiamo, il 18 di agosto. Già richiamata da parte di Walter Pusced ultimo paio, quindi possiamo probabilmente considerare chiusa questa prova. Non ci sembra che ci sia l'intenzione di provare il canape. Ecco, queste sono prove che noi abbiamo sempre definito libere, ovvero ecco, Walter intanto è già sceso dal cavallo. Libere, le contrade hanno poche regole da rispettare, e quindi non è prevista necessariamente, ad esempio, l'utilizzo del canape, non è presente il mestiere e non ci sono limitazioni al numero dei giri che possono essere effettuati, quindi è un saggio vero e proprio da parte del fantino, sia del cavallo che ovviamente della pista, e possono essere fatte, ripeto, fino al un periodo di 20 giorni, dal